Ben ritrovati gentili amici e amiche alla Visione all'Ascolto. Dunque sta per iniziare Notizie Giorno, il treno dei nostri amici silenziosi e poi le notizie. Ehi, dico a te, vuoi un apparecchio acustico a costo zero? Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Pagamenti su misura. Non aspettare di non sentire. Campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Acustica Friulana. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Un'occasione da non perdere. E ben ritrovati dunque gentili amici e amiche alla Visione all'Ascolto con informazione su friulitv.net. Apriamo subito con i numeri del Covid in Friuli Venezia Giulia, perché su 3.186 tamponi molecolari sono stati rilevati 11 nuovi contagi, con una percentuale di positività dello 0,35%. 1.122 invece i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 2 casi, 0,18%. Nella giornata odierna non si registrano decessi, una persona è ricoverata in terapia intensiva, mentre i pazienti in altri reparti sono 7. I decessi complessivamente ammontano a 3.789, i totalmente guariti sono 103.014, clinicamente guariti 15, quelli in isolamento 185. Tra il personale del sistema sanitario regionale si rilevano i contagi di un infermiere e un medico dell'azienda sanitaria universitaria del Friuli Centrale. Non si registrano positività invece tra ospiti e operatori delle strutture residenziali per anziani della regione. E adesso cambiamo argomento, andiamo a fare un attimo il punto per quanto riguarda l'incendio di questa mattina che ha interessato la zona di Fagagna, per dire che è in corso la fase di smaltimento e bonifica nell'area del stabilimento della Freud, nella zona industriale di Fagagna, colpito da un incendio, come documenta la telefoto che è stata scaricata dal gruppo 6 di Fagagna Se. In un incendio in mattinata, le fiamme si sono scaturite da un macchinario per la lavorazione dei metalli. Per fortuna nessuna persona è rimasta ferita. Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco giunte da Udine e da altri distaccamenti. I danni comunque sono ingenti e superano le centinaia di migliaia di euro. Queste sono le notizie che ci sono giunte in redazione. Cambiamo argomento e parliamo di economia per dire che l'assemblea dei soci della SIOT, società che gestisce il tratto italiano dell'oleodotto Transalpino, ha approvato il bilancio 2020 che chiude con un utile netto di 1,6 milioni di euro, nonostante la congiuntura economica negativa per il settore petrolifero e l'epoca Covid. Nel 2019 l'utile era pari a 2 milioni di euro. Il bilancio 2020 vede un valore della produzione di 77,8 milioni, 85,4 nel 2019. Tra i trend da considerare nel 2020, spiega la nota, anche l'utilizzo di petroliere a tonnellaggio superiore. Sono state 416 le navi che hanno attraccato al terminale marino per un totale di 37,6 milioni di tonnellate di greggio sbarcate nell'anno in esame. L'Assemblea ha inoltre confermato Alessio Lilli alla guida della SIOT per il prossimo triennio. Lilli, che ricopre la carica di General Manager del gruppo TAL, è il terzo mandato ai vertici della società. E adesso cambiamo argomento e parliamo di spettacolo, perché l'estate è fatta di simboli, dai gelati ai tormentoni musicali, dalle granite alle creme solari, senza ovviamente dimenticare gli immancabili suggerimenti degli esperti. Bevete molta acqua e non uscite nelle ore calde. Ma c'è un simbolo che dichiara, più di tutti gli altri, l'inizio ufficiale dell'estate, il cinema all'aperto. E anche a Udine, da giovedì, il simbolo estivo per eccellenza farà finalmente ritorno. Stiamo parlando dell'arena all'aperto del giardino Loris Fortuna. Tra alberi e rose, fino al 2 settembre, gli udinesi potranno godersi un film diverso ogni sera, dalle migliori prime visioni ai numeri 1 dell'ultima stagione,
passando per piccole oasi tematiche e numerosi eventi speciali. Grande schermo, grandi titoli e 200 posti distanziati. Dunque, sotto il segno del Comune di Udine, per il cartellone di Udine Estate 2021 e del CEC, Centro Espressioni Cinematografiche. I riflettori si accenderanno, come detto, giovedì 8 alle 21:30 con un super cult appena restaurato, Angeli perduti di Von Kar-wai. Andiamo a chiudere con il calcio per quanto riguarda la Triestina, per dire che la Triestina ha il suo nuovo allenatore, Christian Bucchi, è infatti stato scelto da Mauro Milanese per guidare la squadra labardata nella prossima stagione. Romano, classe 1977, ha firmato con l'Unione un contratto biennale. Lo ha comunicato la società sul proprio sito. Scelto il nuovo tecnico, la società può concentrarsi finalmente sulla costruzione della nuova rosa alla ricerca della Serie B. E con questo chiudiamo qui la nostra pagina informativa del pomeriggio. Grazie come sempre per la visione e l'ascolto. Gli aggiornamenti sul nostro sito www.friulitv.net. Non resta che dire, alla prossima. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.